Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati all'ultima puntata settimanale di Autodafè. Come tutti i venerdì con noi il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia alla Bocconi, che ringrazio per essere qui e che saluto. Buongiorno professore. Buongiorno a voi tutti. Allora, prima di collegarci stavo guardando le ultime notizie dell'ANSA e nella sezione di economia c'è un dato, una serie di previsioni che volevo sottoporti, anche se oggi principalmente parleremo di due incontri bilaterali molto importanti che il presidente americano Trump ha avuto con Xi Jinping e l'altro, quello che ha avuto il presidente russo Putin con Xi Jinping. Mi interessa sapere naturalmente la tua valutazione anche dal punto di vista della geoeconomia, se vogliamo metterla così, oltre che della geopolitica, ma soprattutto con un taglio, diciamo, sulla valutazione del peso economico di questi incontri e dello scenario economico mondiale e degli assetti di potere anche economico che si delineano in conseguenza di queste evoluzioni, diciamo, e dopo questi incontri. Però prima volevo citarti due dati che sono quelli che la Commissione europea ha diffuso circa la stima di crescita per l'anno in corso e per il prossimo anno 2027. La crescita in Europa non va per niente bene in generale, sia nei paesi dell'Eurozona sia nei paesi dell'Unione Europea nel complesso. In questo scenario però l'Italia è, come si dice, il fanalino di coda, perché cresce meno della metà degli altri paesi della zona euro e dell'Unione Europea. La crescita del PIL è allo 0,5 nel 26 quest'anno e allo 0,6 nel 2027, appunto sotto la metà della crescita degli altri paesi, che comunque è molto modesta. L'inflazione italiana è attesa al 3,2% il prossimo anno, il doppio rispetto al 2025. E sul fronte dei conti pubblici le notizie peggiori, perché il dato che fa più effetto è quello del debito pubblico italiano, che è previsto crescere al 139,2% del prodotto interno lordo nel 2027, superando la Grecia. Saremo il paese praticamente più indebitato dell'Unione Europea. Questi sono i dati diffusi dalla Commissione Europea. Dati credibili, professore? Dati realistici? Drammaticamente sì, cioè siamo in una situazione di oggettiva difficoltà. Si continua a nascondere la verità, no? La verità è sempre scomoda, ma io sono del parere che si debba sempre dire la verità e quando non si può dire la verità bisogna cercare di dire qualcosa che si avvicini molto alla verità. Oggi abbiamo invece una serie di annunci che sono infondati, e cioè quando diciamo la produzione industriale cresce non è vero perché è diminuita e crollata. Il potere d'acquisto delle famiglie cresce non è vero perché è peggiorato dell'8%. Le imposte hanno ridotto il prelievo fiscale non è vero perché è aumentato al 43%. Se noi guardiamo tutti questi dati, sono dati oggettivi, di oggettiva difficoltà. Il debito pubblico è il 137% del PIL e con un'inflazione che sta crescendo. Quindi abbiamo una dinamica del debito che cresce più rapidamente di quanto non cresca il PIL, cioè abbiamo una, diciamo, famiglia che si indebita di più di quanto non incassi come redditi. E questo è un problema annoso, è un problema che si pone da tempo e però io non vedo riforme tali che facciano sperare. Il problema di fondo di questo paese è l'incapacità di tenere sotto controllo la spesa pubblica. Quando parlo di controllo sta a significare che non è sufficiente tagliare a destra e a sinistra là dove si può, ma è necessario un intervento radicale per ripensare i sistemi di controllo della pubblica amministrazione. Io li ho studiati, vissuti per 40 anni e purtroppo devo dire che questi sistemi di controllo
non sono sistemi di controllo adatti, idonei, cioè la realtà lo dimostra. Quando tu hai un debito che cresce in questa misura, qual è il problema? Il problema di fondo è che è necessario intervenire sulla dinamica di crescita della spesa pubblica e capire quelle parti che vanno rimodulate, anche se questo comporta una perdita dei consensi. Ora, io credo che in questa fase compito del governo è molto difficile, è quello di sostanzialmente dire siamo di fronte a una oggettiva difficoltà dal punto di vista economico. Poi si può dire a giustificazione del governo che questo debito se l'è trovato addosso e quindi è stato formato nei tempi, che la guerra in Ucraina non è colpa del governo, così come la guerra dell'Iran e le conseguenze sulle spese energetiche. Detto questo, è necessario non nascondersi dietro degli annunci di facciata, ma dire sostanzialmente alla gente, non ti dico lacrime e sangue, ma dobbiamo in un qualche modo affrontare un problema che non è rinviabile alle prossime generazioni o ai prossimi governi. È chiaro che qui un problema è quello di rischio di perdere consenso, ma è meglio perdere consenso di avere la coscienza di aver fatto un lavoro che sostanzialmente di ripulitura e di ridefinizione dei problemi del paese, che avere sulla coscienza poi il rischio che il paese vada in default. Siamo in una situazione di grande difficoltà perché gran parte del nostro debito, il Giappone ha un debito più importante del nostro, ma i giapponesi hanno il debito in mano loro, mentre noi abbiamo una quota crescente del nostro debito in mano a terzi. Sì. Stiamo parlando del 35-40%. Questo che cosa vuol dire? Che noi siamo estremamente esposti alla dinamica della finanza. Quindi noi abbiamo diciamo, la necessità di avere dei comportamenti di sudditanza nei confronti degli altri per paura che qualche nostra dichiarazione o qualche nostro comportamento possa essere offensivo degli interessi di quelli che ci comandano. E qui, come abbiamo sperimentato nel 2011, basta un mese di attacco al paese che fai saltare il sistema di equilibrio. Noi abbiamo oggi un rating migliore rispetto a qualche anno fa, non migliore in assoluto, perché negli anni 2009-2010 l'abbiamo avuto migliore, e abbiamo però un debito che è significativamente peggiore. Abbiamo uno spread che è basso, ma è in funzione del fatto che in questo momento noi siamo, come dire, un po' al di fuori della mischia, e lo vediamo nelle dichiarazioni dei nostri politici, i quali minimizzano tutto, minimizzano la flottiglia, minimizzano Israele, minimizzano la Palestina, minimizzano tutto, mostrando una paura significativa di qualsiasi cosa che venga fuori o che li possa costringere a dichiarazioni, fra virgolette, attaccabili da parte. Ora, per esempio, il tema del riarmo. Il tema del riarmo è un problema cruciale. È un problema cruciale perché noi non siamo nella condizione di accantonare una spesa per il riarmo, perché questa spesa verrebbe sottratta ai sistemi di welfare. E quando si parla di sistemi di welfare non si parla in generale, stiamo parlando di 15 milioni di persone sotto la soglia della povertà, stiamo parlando di disoccupazione. Abbiamo visto nei giorni scorsi casi come quelli dell'Ilvo, dell'Electrolux, dove vengono dichiarati 1500 persone in esubero, con donne di 50 anni. Abbiamo il problema del, fra virgolette, calo progressivo della produzione di Stellantis, che viene appaltata ai cinesi, quindi noi produrremo macchine in Italia ma con la supporto cinese, e quindi questo è
crea un problema di disoccupazione, di povertà e soprattutto quello che sta crescendo in Italia è il livello di disuguaglianza. Ecco, professore, poi riprenderemo questi temi perché non erano nell'agenda stretta di oggi, il tempo è veramente poco quello che abbiamo a disposizione, però voglio solo citare, è arrivato al 340 6709 659 al nostro WhatsApp un messaggio di Riccardo, te lo giro velocemente. Professore, il debito pubblico, scrive Riccardo, basta che sia sostenibile. Certamente ci vuole crescita, ma se avessimo la nostra banca centrale, bagnai docet. È il caso del Giappone, no? Il Giappone ha dal 234 al 250% del debito pubblico, ma è interamente posseduto dai giapponesi e la banca centrale è quella del Giappone, non c'è l'euro di mezzo come abbiamo noi e la situazione diventa sostenibile. Certo, noi non siamo il Giappone, è evidente. E non siamo il Giappone. Quando tu hai una gran parte del tuo debito pubblico in mano a terzi, questi possono decidere di vendere il tuo titolo perché lo ritengono rischioso e questo si abbatte immediatamente sullo spread, come è successo nel 2011. L'operazione è stata quella, cioè di vendere dei titoli italiani e allo scoperto produrre un calo del valore dei titoli, ricomperarli a valore più basso e continuare a fare la tosata della pecora, taglio, vendo e compro, quello che sta succedendo adesso, insomma, no? Per cui la sostenibilità del debito è in funzione della crescita dell'economia da una parte, ma è in funzione della capacità dell'esecutivo di incidere sulle dinamiche che aumentano la spesa pubblica. Quindi noi abbiamo una quantità di istituzioni che sono inutili, abbiamo una quantità di, per esempio, anche patrimonio immobiliare, abbiamo degli immobili che non servono, non possiamo svendere come è stato fatto col Britannia nel 92-93 le nostre aziende, ma nel fatto che cosa si sta verificando? Si sta verificando che i fondi finanziari prevalentemente americani stanno acquisendo una parte significativa delle nostre imprese, cioè stiamo sostanzialmente cedendo o vendendo la nostra governabilità e questo diventa una situazione peggiorativa. Questo non succede in Giappone, per esempio, e succede meno che meno in Cina. No? Ecco, a proposito, professore, entriamo nella valutazione dei due incontri bilaterali Stati Uniti-Cina, Russia-Cina. Allora, faccio una brevissima introduzione e ti lascio subito la parola. Da quello che ho compreso io sul piano strettamente economico e commerciale, anche l'incontro fra Trump e Xi Jinping non è stato un incontro privo di effetti importanti, no? Innanzitutto è stato istituito un consiglio commerciale bilaterale fra Stati Uniti e Cina che disegna un quadro di scambio gestito tra i due paesi e che deriva in realtà dall'accordo di fase 1 del primo mandato Trump, più di 6 anni fa, no? La Cina in sostanza si impegna ad acquistare beni americani, agricoli, energetici, manifatturieri, il che non mi sembra una grandissima, una bella notizia per l'Europa, perché per gli esportatori europei ci saranno meno possibilità. Già la Cina è un mercato importante per macchinari tedeschi, il lusso francese e altre esportazioni industriali dell'Europa. E la domanda, diciamo così, di importazioni cinesi verso gli Stati Uniti va a discapito dell'Europa. Secondo punto, gli investimenti. C'è stato un accordo tra Stati Uniti e Cina sugli investimenti che include la garanzia per le aziende americane di un accesso preferenziale a alcuni settori del mercato cinese che sono ancora chiusi alla concorrenza straniera. Servizi finanziari certamente, perché Wall Street da tempo vuole mettere il proprio operato all'interno dei mercati dei capitali cinesi, ma anche il settore dei biofarmaci. Le banche e le società di gestione patrimoniale europee si troverebbero anche in questo caso in una condizione di svantaggio rispetto alle varie Goldman Sachs e JP Morgan. Terzo punto, Trump ha consentito o vuole consentire più investimenti cinesi negli Stati Uniti in settori definiti non strategici. La questione è ancora un po' ambigua su cosa non sia strategico, però molti parlano di settori come le infrastrutture e le energie rinnovabili, perché i grandi gruppi come Microsoft, Google, Amazon, Meta sono alla ricerca di fonti energetiche a basso costo
che sono necessarie perché l'intelligenza artificiale è in crescita e c'è una crescente domanda di calcolo legata all'intelligenza artificiale e di consumo di energia. L'energia verde sarebbe la via più rapida e le aziende cinesi hanno la capacità produttiva e la struttura di costi per fornirla. In sostanza, se gli Stati Uniti aprono agli investimenti cinesi nel solare e nelle batterie, per sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, per l'Europa significherebbe ancora una volta un'accelerazione americana che la mette fuori gioco. Questo mi sembra, dal punto di vista strettamente commerciale economico, uno dei alcuni nodi strutturali dell'incontro tra Trump e Xi Jinping. C'è poi tutta la dimensione geopolitica, ma quello è un altro paio di maniche. E ti lascio subito la parola per valutare dal tuo punto di vista il senso di questo primo incontro bilaterale. Poi parliamo di Russia-Cina. Allora, diciamo che la Cina ha dei problemi interni, il mercato interno sta crescendo e quindi è diminuita in parte la necessità di collocare all'estero le produzioni interne cinesi. Un conto è avere dei problemi in fase di crescita e un conto avere dei problemi in fase di decrescita, come quella degli Stati Uniti. Ora, in realtà gli Stati Uniti stanno cercando di recuperare quello che loro avevano buttato fuori, e cioè quando riprendo la trasmissione che abbiamo fatto la volta scorsa, quando abbiamo fatto cenno alla rivoluzione finanziaria e abbiamo dato evidenza che si era venuta a creare una rivoluzione finanziaria che ha generato il massimo di disuguaglianza che si sia mai verificato nella storia. Ma questo non è tanto il problema è legato al fatto che questa finanza ha costituito, come scriveva Noam Chomsky, un senato virtuale sopra gli stati. Quindi noi oggi abbiamo un sistema finanziario che governa, finché governava il mercato, ma ha cominciato a governare i paesi e quindi a farli cadere. È successo con noi, con la Grecia, con altri paesi, eccetera. Quindi questa finanza ha un potere di destabilizzazione e quello che io vedo che è molto grave da questo punto di vista è che tu hai un potere forte che non ha responsabilità. Quindi tu hai una gestione di un potere di cui non rispondi ad altri, perché rispondi solo a te stesso. Sì. Quindi il fatto che tu mandi a carte 48 un paese non te lo contesta nessuno. L'unico problema è tuo se dal punto di vista economico hai fatto un'azione bella o brutta. Quindi è importante capire che questa finanza che sta governando gli Stati Uniti, sta governando il mondo occidentale, non governa la Cina. E la Cina è ben consapevole del fatto che questa finanza è una finanza, fra virgolette, criminale, e quindi non ammetterà mai la finanza all'interno del proprio mercato. Però devo dire, professore, un certo accenno alla possibilità di aprire il mercato cinese ai servizi finanziari americani c'è stato nell'incontro Trump e Xi Jinping. C'è stato, ma in cambio di qualcos'altro, perché lì i due non hanno parlato di teorie, secondo me. Sono entrati, come cercato di dire prima, in uno scambio molto concreto. Hanno istituito questo consiglio commerciale bilaterale, cioè io ti consento di entrare per certi versi negli Stati Uniti, tu mi consenti di entrare in Cina. Questo lo riduco proprio ai minimi termini. Questo è un formidabile spiazzamento di tutta la zona dell'Europa, o sbaglio? Allora, no, certamente sì. Io credo comunque che... E a maggior ragione, scusami se mi azzardo a questo, un governo, diciamo, che volesse trarre beneficio da questo nuovo assetto cercherebbe a sua volta di svincolarsi dall'Europa per entrare invece magari in questo nuovo bipolarismo, o anche qui sbaglio? No, hai ragione. Come Europa siamo messi male, quindi vediamo di massimizzare gli interessi nazionali. Come Europa siamo messi male perché siamo sempre stati in una posizione di sudditanza rispetto
agli Stati Uniti. E quindi il problema è che oggi l'Europa deve recuperare una sua dimensione di autonomia rispetto agli Stati Uniti, i quali ci dicono la NATO non c'è mai stata vicino quando avevamo bisogno, ci hanno fatto fare tutte le guerre del mondo, ci hanno fatto fare la guerra dell'Iraq, la guerra dell'Afghanistan, ci hanno fatto fare tutte le guerre in Medio Oriente. Noi avremmo evitato con molto volentieri di entrare in quelle guerre. Quindi io credo che questo accordo è un po' come il Board of Peace che Trump ha fatto su Gaza e di fatto ci sono entrati tanti, però nessuno ci ha messo i soldi, ad eccezione credo dell'Oman. Quindi io credo che questo accordo sulla carta troverà un'attuazione con estrema lentezza. Con estrema lentezza, io dubito fortemente. Allora, il problema della finanza qual è? Che tu devi continuare a rastrellare dei capitali sul mercato e quelli sul mercato occidentale tu oramai ne hai rastrellati tanti. Il problema è il risparmio cinese. Come faccio ad arrivare a rastrellare il risparmio cinese? Ora, i cinesi che hanno una civiltà di 3.000 anni sanno perfettamente che se loro aprono la finanza fanno la stessa fine che abbiamo fatto noi e gli altri paesi occidentali. I cinesi secondo me non lo faranno mai. Però certamente si crea una polarizzazione mondiale su due assi, americano-cinese, no? E questo è interessante. In questa polarizzazione si inserisce anche l'altro incontro, quello tra Putin e Xi Jinping. Hanno firmato 20 accordi, una dichiarazione congiunta sul rafforzamento del coordinamento strategico tra Cina e Russia nel nome della cooperazione amichevole del buon vicinato, accordi di cooperazione commerciale e tecnologica. Su un punto c'è stato uno stop, un fermo, cioè sul raddoppio del gasdotto Power of Siberia 2. Cioè, in pratica, non è stato raggiunto l'accordo su questo gasdotto che raddoppierebbe il primo che già esiste fra Russia e Cina. Non è stato definito un calendario chiaro, ha detto il portavoce Peskov, ci sono dettagli da definire sul progetto sul quale la Russia conta per raddoppiare appunto il volume delle esportazioni di gas alla Cina. Se questo avvenisse sarebbe un altro formidabile spiazzamento anche in prospettiva per l'Europa, perché qua stiamo parlando di Draghi o della Merkel che l'Europa vorrebbe mandare a parlare con la Russia, no? Ma la Russia si volge verso la Cina, non certamente verso l'Europa. E anche questo è significativo, professore, mi sembra. Sì, siamo stati noi a spingere la Russia. Mi verrebbe da dire, noi possiamo essere i Putin dell'Europa, cioè volgerci direttamente verso entrambi i poli, perché la nostra storica vicinanza con gli Stati Uniti appunto è storica e tu l'hai definita prima anche una eccessiva vicinanza, se non sottomissione. Sudditanza. Putin si volge alla Russia, un paese europeo intelligente, alla Cina, chiedo scusa, non potrebbe fare lo stesso, lo ha fatto anche Trump del resto. Ma allora, qui stiamo parlando di realpolitik, no? Di realpolitik come fece a suo tempo Kissinger andando a negoziare con la Cina. Ora, noi siamo in una situazione in cui dobbiamo prendere atto, primo, che i rapporti con gli Stati Uniti sono dei rapporti, fra virgolette, che si stanno riducendo molto. La posizione degli Stati Uniti è quella di uno scontro nei confronti dell'Europa e l'altro aspetto qual è? Che il problema che l'Europa oggi affronta è quello di avere un alleato come quello degli Stati Uniti che paradossalmente oggi avrebbe più bisogno dell'Europa di quanto non sia stato anni fa, perché è un paese, gli Stati Uniti, che sono di fronte a un collasso complessivo del paese. Se noi guardiamo Trump e guardiamo il modello strutturale, culturale di chi governa quel paese lì, ci rendiamo conto che gli Stati Uniti, come io scrivo da anni, perché le civiltà non è che scompaiono, le società dalla sera alla mattina, hanno dei tempi di implosione estremamente lunghi. Quindi gli Stati Uniti, a mio parere, sono nel processo di collasso che è iniziato tanti anni fa e che adesso sta trovando delle basi molto forti. Quindi gli Stati Uniti oggi dal punto di vista produttivo e commerciale sono in grande debolezza, quindi questa richiesta di Trump alla Cina di investire
negli Stati Uniti è un tentativo di recuperare quella manifattura che loro stupidamente hanno completamente delocalizzato in Cina e che non sono in grado di riportare E indietro. l'incontro Putin-Xi, appunto, cosa si Putin, dice? Putin è in una situazione di debolezza. Sono 4 anni che sta facendo questa guerra. Allora, stiamo parlando di guerra, stiamo parlando di un fronte di guerra che sono 1000 chilometri. Quindi noi quando parliamo di guerra pensiamo a degli scontri a destra e a sinistra. Stiamo parlando di un fronte di guerra di 1000 chilometri. Gestire 1000 chilometri di guerra, Putin è in difficoltà e quindi cerca probabilmente anche dal punto di vista interno, perché è probabile che stia crescendo il malcontento nei suoi confronti. Quindi l'intervento che lui voleva da parte della Cina era un investimento sul gasdotto siberiano, no? Questo era estremamente importante. Qui Jinping dimostra la diplomazia cinese che non ti dice no, ti dice sì, però vediamo, ci mettiamo d'accordo, non ti dice no. E l'altro aspetto importante che la gente dovrebbe capire è che i cinesi sono molto diversi culturalmente, come storia, ideologicamente dagli Stati Uniti e anche da noi. Mentre gli Stati Uniti ragionano sul breve tempo o sul brevissimo tempo, i cinesi ragionano sul lungo tempo. A me aveva colpito questo detto cinese che dice: se tu vuoi spostare una montagna, comincia a spostare un sasso. No? E quindi loro hanno una visione estremamente lunga e strategica. Allora non è casuale che Xi Jinping nell'incontro con Trump abbia tirato fuori, ed è interessante questo, la trappola di Tucidide, Sì. no? Che risale al 300 avanti Cristo, nella guerra del Peloponneso, insomma. No? Quindi Putin si trova in una situazione di difficoltà. L'Europa dovrebbe fare una reale politik e dire e prendere delle attenzioni, e si sta aprendo da questo punto di vista. A livello di comunità europea ci sono delle aperture nei confronti della Russia, cioè se noi riprendessimo dei rapporti con la Russia, potremmo magari evitare di pagare 4 volte il gas americano, potremmo trovare una soluzione energetica, potremmo, come dire, ridurre il pericolo, secondo me, inesistente di una guerra con la Russia, e quindi potremmo pensare seriamente di dire: noi il 5% non ci arriviamo perché oggettivamente non siamo in grado, noi non possiamo arrivare al 5% perché col 5% facciamo saltare il nostro sistema di welfare e quindi il nostro sistema sociale. Questa è la realtà dei fatti. Quindi c'è una ridefinizione geopolitica che richiede una realpolitik. Credo che sia stato molto chiaro il discorso che abbiamo concentrato in mezz'ora, cosa della quale ti ringrazio perché non era facile. Come al solito noi ci salutiamo qui, sono le 10:59, io ringrazio Fabrizio Pezzani, ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Grazie ancora, professore. Grazie a tutti voi, un abbraccio.